Allora, l'edizione straordinaria, torniamo in diretta e sarà così per l'intero pomeriggio, riproporremo i nostri servizi, i collegamenti, quindi restate con noi. Vedo già Daniela Assizia con il sindaco di Roccapietro. Dani, ti chiederei se puoi passare l'auricolare al sindaco in modo che anche lui ci senta. Guardate questa immagine, la vedete qui, questa è la radio che ha tenuto con sé per tutti questi giorni, soprattutto notti, il sindaco di Roccapietro. È davvero eroico in queste giornate, lo hanno raccontato tutti, così come ovviamente anche gli altri suoi colleghi e gli uomini della protezione civile e del soccorso. Saluto e ringrazio davvero De Bernardin. Dani, la linea a te, ma questa è l'immagine della radio, è quella che lui ha fatto in questi giorni. Non aveva un telefonino, abbiamo cercato per intere giornate di contattarlo, riusciva a parlare al telefono solo nel momento in cui arrivava a Belluno o si spostava, credo, sindaco, di 20 km più a valle per poter avere un po' di linea, no? Se no la radio era l'unico modo di parlare con il resto del mondo. Mi spostavo a Cencenighe in un bar di un amico che mi dava la propria wifi per riuscire a comunicare tramite WhatsApp le notizie che succedevano a Roccapietro, perché non passava il messaggio che qua la cosa era importante, insomma. Ecco, sindaco, lei ci diceva questo è stato l'epicentro. Sì, due parole importanti, epicentro e uragano. Io ho sempre nei giorni scorsi chiamato tromba d'aria questa cosa che ci ha devastato, e invece è un vero e proprio uragano, tipo quelli del Midwest americano, quelli che distruggono tutto. Qua ci è entrato addirittura in valle, creandoci enormi problemi sia al bosco, ma soprattutto facendo scoppiare in un solo momento tutti i torrenti, dal principale che è il Pettorina fino a tutti i piccoli affluenti, anche torrentelli minori, scoppiati tutto in un colpo, che hanno fatto cadere sui villaggi quantitativi impressionanti di materiale che sono ancora ben visibili, anche se sono stati un po' sistemati dagli escavatori in questi giorni. E poi epicentro, la parola epicentro io l'ho conosciuta per altri casi gravi successi nel nostro paese in passato, nei terremoti, ma mi dicono dalla protezione civile che epicentro può essere identificato anche nel nostro caso ed è proprio a Roccapietro, cioè l'epicentro di tutto quello che è successo in provincia di Belluno, ho la sfortuna di averlo qua da me. Ecco, sindaco, ci diceva prima, da Sottoguda in su poi è ancora peggio? Noi abbiamo, diciamo qui a Roccapietro, e uno arriva adesso, abbiamo sistemato molto, non si rende nemmeno conto di cosa è successo. Arrivando a Bosco Verde, dove c'è la sede del soccorso alpino, dal campo di calcio in avanti si va verso il paese di Palue, che è stato duramente colpito, Sottoguda altrettanto duramente colpita, i serai di Sottoguda famosissimi, a Gola, parco naturale, area di interesse assoluto sulle Dolomiti, completamente distrutta, lì ci ha portato via anche tutto l'acquedotto, perciò siamo anche senza acquedotto, senza acqua nelle case, e da Sottoguda in su verso la Malga Ciapela è peggio ancora, e dalla Malga Ciapela su verso il Passo Fedaia è peggio ancora, e lì parliamo delle nostre piste di sci, dei nostri impianti di risalita, quindi del nostro cuore pulsante dell'economia. Questo è il grosso problema che ho io, non è tanto l'emergenza del momento, perché con tutti i volontari che sono arrivati io credo che la sopporteremo bene nei prossimi giorni. Il problema è ricostruire il mio territorio e ridare quel interesse turistico che faceva sì che tanti venivano appositamente per vedere Sottoguda, uno dei borghi più belli d'Italia, il lago di Alle, che è mezzo del comune di Roccapietro, l'area dei serai di Sottoguda, la Marmolada, la funivia più alta delle Dolomiti, il museo più alto d'Europa. Siamo territorio UNESCO, quindi patrimonio mondiale dell'umanità, quindi tantissimi primati
che devono tornare a splendere come prima e far tornare il turista. Ecco, prima noi, Sindaco, abbiamo sentito un albergatore, poi vi proporremo ovviamente l'intervista, che era proprio la disperazione, tutto andato distrutto. Molti alberghi, soprattutto a piano terra, sono stati invasi dalla melma, le zone più belle tra l'altro, perché molti avevano le aree wellness, le palestre, le taverne, tutto pieno di melma, tutto chiaramente penso da buttare in molti casi, anche se si pulirà, si cercherà di recuperare il più possibile, ma io penso che molto sia proprio rovinato. Qua sono danni incalcolabili e bisogna riuscire ad avere a questo punto quegli aiuti, ma un aiuto concreto che il governo ci potrebbe dare. Io l'ho anche sottolineato al ministro oggi, Salvini, quando è venuto in visita assieme al presidente Zaia, un blocco dei mutui, sia dei mutui comunali che dei mutui privati, perché se dovessimo perdere la stagione invernale, l'albergatore e il nostro operatore turistico fa fatica a pagare il mutuo che ha in corso. Quindi pensare a queste cose qua per il futuro è la cosa più importante per me adesso. Ecco, Ferdinando, se io ti cederei un attimo la linea, perché ti manderei proprio il blocco del materiale che abbiamo raccolto. Sì, ma tra poco vorrei restare con il Sindaco solo qualche istante per capire. Allora, Sindaco, noi non siamo riusciti mai a parlarne in questi giorni, ma davvero l'abbiamo cercata in tutte le maniere, proprio perché Zaia ci ha raccontato di lei, Bottacin ci ha raccontato di lei, ma aveva un lavoro più importante, quindi non si preoccupi. I messaggi di... Esatto. Purtroppo ho vissuto sono tornato indietro di 100 anni, non avere anche a casa mia, non avere la corrente elettrica, non avere l'acqua, non avere il collegamento internet, non avere la telefonia che funziona, vi posso assicurare che è allucinante. È allucinante perché ti trovi indietro appunto di 100 anni ai tempi di mia nonna, quindi abbiamo vissuto un periodo che però posso dire ha espresso anche una positività in tutto questo, che è stata un rinsaldarsi di amicizie e di disponibilità da parte della popolazione volontaria incredibile. Soprattutto i primi 2 giorni, il martedì e il mercoledì, abbiamo dimostrato di saperci unire, di sapere combattere da soli all'interno con i nostri volontari, il soccorso alpino, i vigili del fuoco, l'ambulanza soprattutto, assieme al comune, ma a tanti volontari che si presentavano magari solo col badile in mano per dire dammi qualcosa a fare che ho voglia di lavorare. Questo è tipico della gente di montagna, tipico del bellunese, tipico in generale dei veneti, sapersi rimboccare le maniche e tirarsi su appunto le maniche per lavorare subito, anche se non arriva nessuno da fuori. Guardia. Poi invece sono arrivati grandissimi aiuti che mi hanno fatto andare in modalità B, la chiamo modalità B, che è la modalità più ottimistica. Adesso devo combattere per il futuro e lo farò con la grinta che di solito so dimostrare. Infatti, allora Sindaco, tra l'altro abbiamo scoperto solo con la sua Jeep si poteva girare e ha portato in tutte le zone il governatore Zaia, però quello che volevo fare capire da lei, torniamo alla modalità A allora. Che emozione porta nel cuore di quei momenti? Io credo che lei abbia girato come una pallina di flipper, no? Quindi, ed è riuscito a tamponare e risolvere 1000 problemi in poche ore, schizzava da un luogo all'altro. Che emozione porta nel suo cuore di quei momenti? Sì, non dimentico i miei collaboratori, il vice sindaco, l'assessore soprattutto, ma anche i consiglieri comunali che si sono adoperati, il personale del municipio di Rocca, ma ripeto i volontari soprattutto dei 3 gruppi che ho nominato e tutta la gente, perché mi hanno sostenuto. Da solo non fai niente, quindi se hai un esercito dietro, piccolo ma attivo, puoi anche combattere le cose più brutte. Io ho vissuto la modalità A, la chiamo, cioè quella della depressione a tratti, quella del non riuscire a dormire la notte, mai chiudere occhio, quelle volte che riuscivo ad addormentarmi, svegliarmi di soprassalto con l'ansia e la paura, ve lo posso garantire perché senti la responsabilità in quanto sindaco.
e io credo che da ieri, da stanotte sono riuscito a dormire e stamattina mi sono detto sono in modalità B, adesso basta avere momenti di calo, di grinta e di depressione, adesso sono di nuovo combattivo come tutti mi conoscono, quelli che appunto hanno avuto modo di starmi vicino. Fantastico. Adesso vedo che suona anche il telefonino, questo è un bel segno, insomma, visto, e non solo la radio. E Sindaco, sì, beh, questo è uno dei dirigenti di Enel che mi sta chiamando probabilmente per informarmi sui lavori che stanno facendo, perché oltre alla problematica idrica sì, che stiamo trattando col gestore dell'idrico, il BIM GSP, è riavere la linea, perché stiamo andando a generatori, Sindaco, i generatori creano problemi. Infatti un telespettatore, Roberto, senatore Cecile, perché non montano, facciamo un appello ai gestori di telefonia per far montare dei ripetitori mobili nelle zone non coperte, insomma, in modo che i telefonini possano funzionare. Non so se una cosa del genere è fattibile, a che punto siamo abbiamo sentito il funzionario che probabilmente la stava chiamando e tra poco lo riascolteremo, con dare dei dati fondamentali sull'energia elettrica. Telefonia mobile? La telefonia mobile, ieri a un incontro che abbiamo fatto qua a Roccapietro con la prefettura e col rappresentante del Consiglio dei Ministri, c'era anche due dei tre operatori che operano qua, quindi Wind e Team, ci hanno informato su cosa stanno facendo sul territorio. Io li vedo attivi, hanno già ripristinato la normale telefonia, in qualche caso mi sembra Wind e forse anche Team è tornata anche la linea 3G, in qualche caso, in qualche zona si prende anche di nuovo il 4G e per noi è già una grande cosa, quindi non posso biasimare nessuno, non posso, devo essere sincero, stiamo lavorando tutti per un obiettivo, perché è successo lunedì sera. Oggi è domenica, ho perso anche il conto di che giorno, mi sembra domenica, è passata una settimana, in una settimana abbiamo fatto tantissimo, tutti quanti. Domenica, io davvero non sapevo più se era domenica. Vabbè, comunque con un mio messaggio vocale che ho registrato nel bar famoso di Cencenighe, tra l'altro vi invito ad andare a fermarvi per del vino buono. Vabbè, detto questo, il messaggio vocale che ho mandato è stato quello della mia incredulità lo abbiamo trasmesso nei giorni scorsi. Sapere che qui c'era un'emergenza così grande e che non ne parlasse nessuno. Ecco, quello ha raggiunto su Facebook credo 1.350.000 visualizzazioni, una cosa enorme, ha scatenato i giornali nazionali, Corriere della Sera, Corriere della Sera, La Repubblica, i giornali più importanti, ma anche le TV più importanti. Voi di Antena 3 mi avete già intervistato anche ieri sera, quindi oggi avevo la TG3, è venuto Rai 1, è venuto Canale 5, quindi un grande interesse. È stato l'unico modo per far sentire la sua voce e quello che realmente è accaduto alla sua popolazione e alla popolazione del Veneto, è quello che le persone non avevano ancora capito. Sindaco, da parte nostra, davvero da tutti, a lei come a tutti gli altri che hanno lavorato ininterrottamente in questi 7 giorni e che adesso avranno la fase B, C e tutto il resto che dovremo seguire, un grandissimo abbraccio. Davvero, di lei il capo della Protezione Civile Borrelli ha detto che ha interpretato al meglio, esattamente in modo calzante, il ruolo del sindaco nell'emergenza. Lo faccio da 10 anni e mi sono fatto anche un po' le ossa, ma non credevo di arrivare a una situazione così a fine mandato, quindi mi è successa anche questa. È un'esperienza che ha dei risvolti positivi, indubbiamente. Vedere la mia gente che si è stretta attorno a me è la cosa più importante. Grazie Sindaco. Vai Daniela. Bene, allora Ferdinando, adesso io cederei di nuovo la linea a te e manderei appunto il blocco di materiale che abbiamo raccolto a Sottoguda e vi vorrei far vedere che cosa veramente abbiamo trovato lì. Va bene, allora un abbraccio grandissimo ancora al sindaco Andrea De Bernardino, vi faccio vedere solo questa foto che appunto fa riferimento alle zone Malgacciapela, non solo quelle che citavo poco fa
il sindaco di Roccapietore. Vedo appunto il nostro monitor, inquadriamo pure Tony e Andre quello che sta preparando Lucio, alcuni dei nostri reportage che ancora non abbiamo trasmesso, vediamolo. Siamo a Sottoguda, una frazione di Roccapietore. Vai, eravate in onda, vediamolo, parti. Siamo a Sottoguda, una frazione di Roccapietore. Guardate qui, la strada è strapiena di fango, è un via vai continuo di mezzi, vigili del fuoco, protezione civile che continuano a lavorare ininterrottamente da giorni. Guardate questo ristorante, è tutto fuori, tutto da buttare, guardate qua. Un disastro, l'acqua è entrata e ha rovinato completamente tutto. Adesso proviamo ad andare dentro e proviamo a sentire i titolari di questo ristorante. Lucio Sabattini, titolare di questo hotel, un disastro. Veramente un disastro, quando sono arrivato qua era l'ecatombe praticamente, una situazione da non credere, se uno non vedeva di persona sicuramente non avrei creduto a quello che stava e che è successo qui nella zona. È stato un vero massacro, a parte il fiume esondato che ha portato il fango quindi nei seminterrati delle case, degli hotel come questo qui eccetera, ma è un'ecatombe come potete vedere, pietre, sassi, case abbattute, anche qualche casa con sassi e pietre, quindi siamo qui disperati e stiamo cercando di correre ai ripari e correre anche contro il tempo che adesso è veramente poco per la stagione invernale, sperando che possa esserci questa stagione invernale per noi. Lei prima ci diceva una cosa forte, un disastro, mi viene quasi da suicidarmi, ovviamente una frase molto forte, più che altro per far capire la disperazione di questo momento. Noi siamo forti, è chiaro che poi quando poi ti toccano personalmente queste cose ti viene anche un attimino di scoraggiamento. Sicuramente abbiamo la forza per continuare e dobbiamo avere la forza per continuare e niente, andiamo avanti. Questa è l'immagine, simbolo di quello che è accaduto. È ancora poco di quello che stiamo cacciando da giù, perché il fango e acqua è arrivata fino a 2 metri, 2 metri e mezzo nei locali seminterrati, quindi giù c'è taverna, zona benessere, altri locali e via dicendo. È tutto sommerso e stiamo cacciando via la roba per poi iniziare a pulire definitivamente. Grazie. Possiamo... Bene, dove stiamo andando qui? Ci stava facendo vedere. Adesso stiamo andando in qualche locale del seminterrato che è comunque sommerso dal fango e come vedete siamo in una situazione così molto ma molto precaria. Vediamo, stiamo scendendo, potete vedere insomma per terra è un lago di fango. Sì, stiamo cercando di portare via più possibile la roba, ma si vede che è un disastro, anche perché la terra con l'acqua è scesa anche giù, sfondando anche le finestre, le porte. Stiamo cercando almeno di tirare su quello che è possibile tirare su. L'acqua qui praticamente era alta fino alla porta praticamente, sì. Ci sono ancora dei segni, volendo possiamo vederli, ma si vedono già dalle immagini che è quello che è il disastro che stiamo avendo e che abbiamo subito qua in questi giorni. Qui stiamo andando verso la taverna, qui è veramente stata una colata di fango che li ha travolti. Stiamo scendendo le scale, eccoci. Questa è l'altezza dell'acqua qui. Qui dentro addirittura l'altezza dell'acqua ha superato, vediamo se hanno ripristinato le luci per fortuna. Ecco.
Stiamo Guardate infatti guardate lì il segno. Sì, il segno dell'acqua che ha raggiunto. 2,30 m d'acqua, quindi qui avete dovuto buttare via tutto. Sì, tutto qui era il magazzino dove avevamo i vini, dove avevamo insomma tutte le scorte eccetera, era pieno, abbiamo dovuto buttare tutto. Qui l'acqua, come vedete, danni non saprei neanche dirveli in questo momento, perché tra ascensore, zona benessere e quant'altro non sappiamo adesso, dobbiamo vedere, verificare tutto. Guardate che cosa ha fatto l'acqua. La forza dell'acqua e del fango praticamente ha divelto la porta di ferro che abbiamo qui, antipanico, e l'ha divelta per entrare dentro poi in tutte le varie stanze e nei vari locali che noi abbiamo qui in hotel. Guardate, è proprio, si vede, è pazzesco, è proprio la forza l'ha proprio piegata. Siamo nella taverna, vi stiamo facendo vedere proprio tutti i locali, perché veramente è stato distrutto praticamente tutto qua, sommerso tutto dal fango, e vedere una cosa del genere è disarmante. Abbiamo dovuto buttare già tutti i cuscini, perché l'arredamento tipico di queste zone è legno, ma anche i cuscini con i vari tessuti del posto, tirolesi, no? E abbiamo dovuto buttare, come vedete qua fuori, tutto il materiale che oramai è inservibile, quindi è da smontare. Adesso stiamo smontando tutte le panche per buttarle, perché oramai anche il pavimento si sta gonfiando. Zona benessere, che ne so, volete vedere? Sì. Qua c'è il pavimento che è scoppiato. Guarda che roba. Ah sì. Ascensore. Tra poco sarebbe dovuta partire la stagione. Io sono molto ottimista, spero che comunque parti lo stesso, noi siamo fiduciosi, ce la stiamo mettendo tutta per far sì che tutte le nostre strutture, ci stiamo anche dando una mano a vicenda, che le strutture siano operative per riportare qua il turismo. E abbiamo tanto bisogno di turismo qui adesso. Soprattutto ora. Soprattutto ora, ma anche per incoraggiarci, sicuramente è quello che ci porterà ancora più forza a noi, sì. Allora è impressionante, io non so se siete d'accordo, quello che stiamo vedendo, che abbiamo visto in questi 6 giorni e che ora, dopo giorni di lavoro tra l'altro, perché anche questo signore, questo titolare, così come tutti, hanno lavorato in questa settimana per portare una condizione di normalità. Allora, prima di cominciare con l'altro reportage di Lucio, ecco, era sporco, nel senso non solo per terra e intorno, avete visto quella violenza inimmaginabile che riesce a piegare una porta, fango e acqua. Era sporco il reportage perché, come è stato girato, lo abbiamo proposto e stiamo preparando anche l'altro che ancora non siamo riusciti a trasmettere. Lo vediamo subito. Lucio, ti chiedo qualche istante. Molti, come nel 2010 e altri episodi, ci chiederanno le immagini, perché io spero che, come da appello del governatore Luca Zaia, abbiate fatto le foto. Ecco, saranno a disposizione, tutte le nostre dirette sono poi online, quindi le potrete sfruttare scaricando le immagini, ma fate le foto, spero le abbiate fatte per i danni. Come, Tony? Non è ancora pronto, va bene, allora aspettiamo. Questo che vi stiamo per mostrare è Caprile invece, quindi il racconto di ieri sera di Lucio Zanato, e che ancora non siamo riusciti a trasmettere, come vi dicevo poco fa. Per l'intero pomeriggio ancora rivedremo insieme le immagini fino a questa notte, dobbiamo renderci conto di quel che è stato e continueremo con la nostra cronaca. Questa è anche un'immagine molto chiara. È questo, Tony? Allora andiamo, vediamo, reportage di Lucio Zanato. Devo far vedere questa cosa, guardate questa parte di monte, guardate la parte di monte, qui c'era
un bosco, adesso non c'è praticamente più nulla, tutto è andato giù, guardate che roba, tutto è andato giù. Come vedete la strada per Sottocroda e Rocca Pietore è chiusa, noi cercheremo di andare avanti fin dove riusciremo. Nel frattempo vediamo generatori ovunque e soprattutto un paesaggio decisamente spettrale per quanto riguarda le montagne. Ecco, vedete i pini lungo la strada, ormai è un'immagine che si ripete, più vai su più si continuano a vedere pini ovunque, tagliati, messi da parte, per capire insomma che cosa è capitato qua, sì, basta vedere queste immagini. Ecco qua, Rocca Pietore, siamo entrati nel territorio, vediamo se riusciamo ad arrivare fino in comune. Ecco, siamo entrati nel passo del Fedaia. Sentite che c'è ancora acqua che corre lungo questa strada, i pompieri stanno scendendo in questo momento. Questa è una parte che avevamo anche già visto, ricordo bene questa cronaca di Lucio, tra l'altro è anche molto interessante perché replica, e ve lo diciamo, in questi 6 giorni di diretta abbiamo anche noi qualche fenomeno da tastiera che si è spinto persino a contestare alcune cronache concitate di questi giorni, e la risposta migliore non è solo nella stessa racconto di Lucio Zanato ma nelle parole di Luca Zaia, come siano per il 99% pini quelli che sono finiti a terra distrutti dal tempo, e così per zittire anche qualche fenomeno che è capace di contestare, solo uno ve lo dico, tra le migliaia e migliaia di apprezzamenti, non per il nostro lavoro soltanto ma per quello dei volontari, che appunto dalla tastiera di casa comodamente contestava invece di andare a raccogliere il fango. Vediamo Lucio. Buonasera, sono di Antena 3. Buonasera, siete di Caprile? No, io no, sono di Alleghi, Nazaré. Bel guaio, eh? Sì, beh, decisamente. Qua non è male. Decisamente un bel guaio. Comunque verso Sottoguda è anche peggio, molto peggio di qua. Qua Daniel Bosco, qualche tetto, ma niente di... La corrente non esiste più finché non ci sono i gruppi, ma i danni grossi li ha fatti a Sottoguda, Margaciapella, i Serai di Sottoguda. Ma è grande vento, cioè lei era qui lunedì sera. Se non mi attacco alla ringhiera, volavo anch'io. Ma è successa una cosa del genere qua? Nel 66 l'acqua aveva fatto più danni, però il vento ne aveva fatti molto meno, ma molto meno. Perché qua a Caprile ad esempio c'erano 3 metri d'acqua in piazza, stavolta invece parlavano di 40 centimetri, non di più. Però il vento... Tutti gli alberi, sembrano dei stuzzicadenti buttati tutti. Il vento, hanno detto che soffiava a 120 all'ora, per me soffiava a 2,20. Lei si è appeso proprio alla ringhiera? Sì. Sono uscito sulla terrazza, c'era tutto che volava e ho sentito una 2 ore di paura, veramente, ma veramente di paura. Signora, da aver paura. Sì, decisamente. Noi dalle 5 di pomeriggio abbiamo chiuso scurotti vari, quindi si poteva solo immaginare quello che succedeva fuori, perché ovviamente non ci si azzardava ad aprire né finestre. Cosa sentivate dentro? I botti di quello che arrivava sulla casa ovviamente, no? Quindi alle 4 di mattina, della mattina dopo, della mattina seguente, perché naturalmente dalle nostre zone penso che ben pochi abbiano fatto notte più o meno in bianco, l'abbiamo fatta tutti alle 4, eravamo in piedi per andare a vedere i danni effettivamente causati. Strutturalmente la casa ha retto bene, ci sono arrivati pezzi del tetto della casa di fianco, e delle tegole, roba così, ma insomma siamo fortunati sotto un certo punto di vista, perché quelli che abitano vicino ovviamente al lago, comunque vicino a corsi d'acqua, sono stati molto più sfortunati di noi.
Grazie. Niente. Per riuscire a far volare sassi così, vuol dire che soffiava, ma soffiava, sì. ma veramente. Grazie. Prego. Impressionante, dunque lo avete visto anche da questo ulteriore racconto che ancora non avevamo trasmesso. Continuiamo a vedere le immagini, Tony, ti chiedo di quelle che è il montato in camera, ecco, ve lo dico, di fatto, di Lucio Zanato del pomeriggio di ieri. Anche adesso appunto si trova in quelle zone con Daniela Sizzi ed è molto chiaro a tutti, adesso crediamo molto di più. Se possiamo, prima di tornare a collegarci con Lucio, così poi li salutiamo, con Lucio e Daniela, vediamo, Tony, se ce l'hai pronto, il funzionario di Enel di distribuzione, perché è fondamentale, è davvero importantissimo che tutti sappiano qual è il punto di caduta in questo momento. 1400 utenze ancora staccate, prevalentemente seconde case, ma entro sera, ci ha detto, adesso lo riascolteremo anche dell'impegno di questi giorni, inevitabilmente preso di mira da molti abitanti che hanno vissuto al buio e al freddo, entro sera saranno riabilitate tutte. Vediamo. Definite epiche, in effetti erano quasi un centinaio d'anni che non si vedeva una calamità naturale e in situazioni di vento fine 200 km/h abbiamo visto come sono stati spazzati via alberi e anche trecci di alta tensione. Lei deve immaginare che il sistema elettrico è come un cuore, se l'arteria, l'aorta si ferma, quello che abbiamo fatto è l'aorta è la rete di trasmissione nazionale gestita da Terna. Dovete immaginare che noi abbiamo in questi 5 giorni rialimentato questo cuore tramite capillari, quindi puoi immaginare lo sforzo che abbiamo dovuto mettere in campo schierando oltre 1500 persone che abbiamo fatto arrivare qui in Veneto nel giro di 24 ore, quindi c'è stato un dispiegamento di forze importante e abbiamo fatto confluire nella regione oltre 1800 gruppi elettrogeni, buona parte dei quali sono già stati attivati e altri, quelli piccoli, perché ci rendiamo conto che questo è un territorio complesso in questo momento con situazioni di viabilità molto difficili, quindi quello che abbiamo valutato come distribuzione insieme all'aiuto grande che ci sta dando dirimente direi la protezione civile e anche l'esercito mettendoci a disposizione elicotteri militari, abbiamo attivato un altro elicottero, un Super Puma, che da ieri sta sorvolando per raggiungere quei comuni non raggiungibili tramite strada, per consegnare anche i gruppi elettrogeni piccolini, soprattutto per aiutare quei clienti in quelle situazioni, in quelle frazioni sparse, perché non si deve lasciare dietro nessuno. Il nostro obiettivo è entro oggi ripristinare pienamente il servizio di tutte le utenze. Quindi restano 5.000 utenze ancora scoperte, tutti entro oggi, è una promessa, un impegno? No, non so, è una notizia sbagliata, adesso la correggiamo perché sono meno di 1500, adesso che parliamo sono scese a 1400 le utenze disalimentate, di cui sono quasi tutte seconde case. Oggi gli utenti residenti, quindi i cittadini, quelli che a noi interessano, che vivono su questo territorio, sono meno di 200, quindi naturalmente entro stasera riprendiamo tutti. Mi faccia dire che riprendere 260.000 utenze elettriche, rialimentare 260.000 case in 4 giorni è stato uno sforzo, come può ben immaginare, davvero importante, ma non si poteva non fare. Ecco, definiamolo, diciamo alla gente in quanti sforzi e quanti uomini in campo. Beh, dovete immaginare che nel giro di 24 ore abbiamo fatto confluire nella sola regione Veneto oltre 1500 persone tra operai e tecnici, non soltanto recuperando il personale del Triveneto di questa zona, ma abbiamo fatto arrivare un supporto da tutte le regioni d'Italia, quindi questo adesso dà la misura del fatto che questa calamità, che è una calamità nazionale, non solo locale, e noi che siamo un operatore di un servizio pubblico importante abbiamo ritenuto di supportarla facendo convogliare operai e tecnici sia interni che di imprese da tutte le altre regioni d'Italia. Era necessario e l'abbiamo fatto. Sì, sì, un attimo, sì, sì. Certo. Certo, quando poi...
Certo Ferdinando, è evidente, no? Questa è per il momento una soluzione provvisoria, quella di riattivare evidentemente con i gruppi elettrogeni, invece la gente si chiede quando definitivamente l'intervento diverrà completato, diverrà risolutivo. Allora, la fase 1 era rialimentare subito i clienti con i gruppi elettrogeni e lo abbiamo fatto, peraltro abbiamo anche definito un protocollo di comportamento con la protezione civile per garantire il continuo rabbocco dei gruppi elettrogeni, quindi vogliamo tranquillizzare i cittadini. I gruppi elettrogeni verranno rialimentati evidentemente ogni giorno, quindi a gasolio naturalmente, e questo va fatto. Da domani ci siederemo insieme al signor prefetto per definire urgentemente un piano, perché naturalmente adesso dobbiamo occuparci subito della ricostruzione, non possiamo comunque trovare, questa è una soluzione transitoria, dobbiamo arrivare all'inverno con una soluzione già definitiva, quindi naturalmente siamo confidenti che l'ottimo lavoro svolto con le istituzioni locali continuerà anche per la ricostruzione. Grazie. Sì, ancora? Certo, chi paga il gasolio, ci stanno chiedendo dallo studio? Lo paghiamo noi e a nostre spese, a spese di distribuzione, certamente non lo pagano i cittadini. Grazie a voi. La ringrazio infinitamente, credo che sia stato prezioso poter parlare anche con E-Distribuzione, perché così abbiamo chiarito anche agli spettatori che ci stanno seguendo da casa, chi ci sta seguendo attraverso i social, attraverso le applicazioni, attraverso il nostro sito, qual è la reale situazione, qual è stato lo sforzo e l'impegno. Naturalmente hanno messo in conto chiaramente le polemiche, perché è evidente che dopo magari tanti giorni, 6 giorni senza luce e senza il collegamento è difficile, è complicatissimo vivere, quindi è una situazione comprensiva che E-Distribuzione ha compreso. Ci si siederà attorno a un tavolo per definire la programmazione, ci sono investimenti evidentemente in campo, chi sta alimentando, allora abbiamo capito, questi generatori, questi gruppi elettrogeni è il gasolio, e il gasolio lo paga E-Distribuzione, quindi abbiamo chiarito anche questo argomento per evitare polemiche. Ecco. Bene, io Ferdinando ti restituisco la linea, ci fermiamo un attimo? Sì, allora dunque tagliamo, poi puliamo anche questa intervista, era Tiziana Bolognani con Paolo Sonavio, che ringraziamo tantissimo per il lavoro. Abbiamo in linea Giampaolo Bottaccini, vi faccio vedere solo una cosa, Alta Valbadia, guardate queste immagini che fanno il giro, il Dolomiti.it che le ripropone, attenzione, fissate le immagini su questa strada, che il Dolomiti.it è un video che ha condiviso, e poi il crollo, guardate, questa è la situazione del territorio del nord-est. Bottaccin, buon pomeriggio e grazie ancora per essere con noi, Assessore. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, la nostra cronaca continua e continuerà anche per l'intero pomeriggio e sera. L'unica cosa che le voglio chiedere, a meno che poi lei non abbia aggiornamenti molto importanti, come sempre ha fatto in queste giornate aiutandoci nella cronaca costante, qui ci chiedono se possiamo riepilogare com'è la viabilità. C'è qualcosa che ci può dire lei in più, ricordando bene, come ha detto Veneto Strade, di evitare i turisti del selfie delle disgrazie, quindi non recatevi in certe zone, per esempio fatelo andando a Longarone, per quel che si può ancora in queste ore, andando alla fiera a Redamonte, come abbiamo detto più volte in questi giorni. E cosa ci può dire su quel fronte viabilità, Assessore? Ma guardi, non ci sono novità di sorta, fino a Longarone si arriva tranquillamente perché non c'è nessun tipo di interessamento alla viabilità. Fino a Agordo si arriva con qualsiasi veicolo inferiore ai 200 quintali, da Agordo in su dipende dalle zone, però in ogni caso invito le persone a non fare gite fuori porta, selfie o cose del genere in quella zona, perché è necessario che i soccorsi abbiano la viabilità libera, c'è il rischio di frane, crolli, alberi, insomma la viabilità è precaria anche se transitabile dai mezzi di soccorso. Ovviamente chi ha la necessità di andare a vedere magari la seconda casa, com'è lo stato, la situazione eccetera, lo faccia con cautela. Cerchiamo di evitare di intralciare i soccorsi, esatto. Questo mi sento di dire con tutta forza, perché poi magari si pensa che la situazione apparentemente possa essere di normalità, ma in realtà le strade sono state veramente provate e c'è il rischio di crolli dall'alto di alberi che sono caduti. Insomma, le immagini le avete viste, quegli alberi da qualche parte prima o poi andranno, quindi è necessario
prima che siano rimossi, di limitare il traffico il più possibile, insomma, se non strettamente in caso di necessità estrema. Allora Bottacino, un'altra cosa che le chiedo, Assessore, dunque abbiamo sentito di 250 milioni di euro pronti, sperano in settimana, ha detto Salvini, 150 milioni subito, dice il sottosegretario Gava che era con lei poco fa, in diretta con noi. Domani torna la pioggia? Domani torna la pioggia, non pioverà tanto, ma il problema è che il terreno è ampiamente provato, i versanti sono pieni di alberi pronti a scendere e scivolare giù, abbiamo le strade che sono state in parte erose e quindi una pioggia bene non fa, pertanto la preoccupazione è massima, soprattutto nelle zone dell'Agordino. Esatto. Allora Assessore, non possiamo quindi ancora considerare conclusa la fase dell'emergenza, ma dobbiamo aspettare questi giorni di pioggia, come evolveranno. Da adesso in poi che si fa, Assessore? Ma guardate, noi adesso stiamo cercando di ripristinare le condizioni di vita sufficienti al minimo indispensabile, quindi energia elettrica, riscaldamento, acqua potabile e la viabilità minimo, quella per transitare con una certa sicurezza. Dopodiché c'è tutta la fase di ricostruzione che sarà complicata, ma su cui c'è il massimo impegno da parte nostra. Come Regione non c'è alcun dubbio che noi procederemo con la velocità massima possibile, perché vogliamo che siano ripristinate non solo le condizioni di normalità, ma che siano riavviate tutte le attività economiche nel più breve tempo possibile. Penso a tutto il comparto del turismo, ma anche a tutto il settore dell'occhialeria, perché ricordiamo che Luxottica e Cencenighe hanno due grossi stabilimenti della Luxottica più tutta una serie di altre aziende produttive che operano nel secondario. È tutto evidente che non possiamo permetterci che queste attività abbiano blocchi o ripercussioni di sorta, e quindi cerchiamo di garantire il ripristino e il rilancio anche di tutte queste attività nel più breve tempo possibile. Stiamo facendo tutto il possibile, abbiamo ancora non so nemmeno preciso, insomma, migliaia di volontari sul campo, stanno rientrando le autocolonne delle altre regioni, vengono sostituite da colonne di volontari del Veneto che non potevamo utilizzare martedì perché ovviamente c'era l'allerta idrica, e adesso però adesso che si sono liberate possono intervenire nel Bellunese. Ho visto gruppi di Rovigo, di Padova, di Treviso, insomma li ringrazio tutti, e ovviamente stiamo col massimo coordinamento con Enel, Terna, Veneto Strade, ANAS, insomma GSP, tutti i gestori del servizio idrico integrato che stanno supportando anche quello bellunese anche da fuori provincia, perché il ripristino delle condizioni normali per poter garantire la continuità delle attività economiche è assolutamente fondamentale. Allora Assessore, un'altra cosa, cioè abbiamo sentito, è una corsa di un mese di fatto, da adesso in avanti sino all'apertura della stagione, e ha sentito, era al suo fianco il governatore Zaia dire: non ne voglio sentir parlare, la montagna è pronta, ci stiamo lavorando, siamo aperti. Ecco, questo per la stagione sciistica, che è davvero il momento concreto per andare ad aiutare gli imprenditori che abbiamo appena visto e sentito in che condizioni sono, perché abbiamo incontrato uno di questi albergatori per esempio. Ma guardi, io le dico solo una cosa: martedì sera ho tentato di arrivare sui posti che erano investiti dall'evento, mi sono dovuto fermare, avevo un po' di strada, mi sono dovuto fermare ad Alleghe. Mercoledì ho fatto un sorvolo con l'elicottero del Passo Pedaia, da Sottobuda in su la strada non si vedeva, adesso ho fatto un ulteriore sorvolo un'ora fa e la strada è stata già tutta ripulita. Ovvio che è ancora precaria, sono necessari interventi eccetera, ma questo per dire che in 3 giorni è stata, come dire, fatta una grandissima opera, intanto dai cittadini che si sono immediatamente tirati sulle maniche, non si sono scoraggiati, e li ringrazio per questo, e poi da tutti gli uomini dei servizi forestali, Genio Civile, Terna, Enel, Veneto Strade, ANAS, i volontari di protezione civile, vigili del fuoco, forze dell'ordine, insomma
tutti quelli che stanno intervenendo dalle prime ore, un vero e proprio esercito di parecchie migliaia di persone che stanno lavorando, e l'obiettivo non è solo quello di ritornare ad avere l'energia elettrica, ma è quello anche di ripristinare le condizioni totali per le attività allora, economiche. Assessore, le chiedo solo l'ultima cosa e poi la lascio, ma lei è l'uomo dell'emergenza e quindi la persona che ci può dare tutte le indicazioni, che ci ha aiutato in questi giorni, lo ripeto ancora. La legna, abbiamo sentito dire, noi nei giorni scorsi, forse erroneamente intuendo, immaginiamo che questa legna, molti di questi boschi che non ci sono più, possono essere messi a disposizione della cittadinanza, no? Che adesso avrà da fronteggiare. Ecco, chi è la multinazionale, chi si dovrà occupare poi anche, abbiamo capito, cosa succede? Allora, succede che ovviamente la priorità deve essere data alle aziende del territorio. Perfetto. Se poi ci sono multinazionali che si avvicinano, ben vengano, ragioniamo con tutti. Però stiamo parlando di un territorio in cui c'è Luxottica, c'è l'occhialeria, ci sono gli alberghi, le piste da sci, ma ci sono anche tantissime aziende boschive e quindi noi non possiamo abbandonare neanche le aziende boschive del territorio, che saranno le prime, sono già state contattate anche per liberare le strade, quindi saranno il nostro primo interlocutore. È stato chiarissimo, Assessore, grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata. Grazie, era giusto concludere questa parte proprio con Giampaolo Bottacin, Assessore alla Protezione Civile della Regione del Veneto. Dunque, aggiungo una cosa, non fa sapere, lo ringrazio, il Presidente di Ascotrade Stefano Busolin. In settimana annunceremo un'iniziativa importante a favore delle aree colpite, il tema è proprio quello dei boschi che abbiamo sentito più volte citare anche adesso, quindi Zaia ha detto in conferenza stampa che c'è per esempio una multinazionale che si è fatta avanti, qualcuno che vuole impegnarsi anche nella rimozione di queste migliaia e migliaia e migliaia di alberi che sono caduti, sono stati strappati dalla violenza del tempo. Non so se per caso la nostra ricerca è rimasto promozione Belluno e provincia, vi voglio far vedere ancora quel video impressionante, anche questo del Quebec, quindi aree molto distanti da noi, ma qualcosa di molto simile che può essere accaduto perché terreni bagnati da giorni e giorni di pioggia pesantissima e poi il vento a 180 km/h. Guardate come respira questo pendio, è qualcosa che può essere accaduto davvero anche da noi. Sembra che qualcuno stia respirando a pieni polmoni sotto la terra, un gigante, ma invece è la furia del vento che agita gli alberi, che quindi tirano con sé il terreno che ormai è intriso d'acqua, e quindi questo è quello che può essere accaduto davvero anche nei nostri pendii, nelle nostre montagne. Datemi un segnale, se no io ripropongo l'intervista che vedo appunto di Matteo Salvini e poi chiudiamo questa parte nel rivedere insieme tutti i servizi principali del pomeriggio di oggi, della giornata di oggi, con la cronaca costante garantita grazie all'impegno del nostro gruppo, e voglio ringraziare sin da subito Antonio Esposito, Andrea Basso, Nicola Zanetti come sempre per il coordinamento e il lavoro preziosissimo di queste giornate. L'unità di crisi di Media Nord-Est resta attiva. Tiziana Bolognani, Paolo Sanavio, così come Lucio Zanato e Daniela Sizia. Riascoltiamo Salvini e Zaia nell'intervista post conferenza stampa. Eccoci qui. Eccoci. No, si avvicini. Non muovete lì. Eccoci qua. Non muovete lì. Ci siamo. Ci stiamo tutti. Allora, possiamo fare una domanda sul governo adesso? No, aspetta un attimo. Prima del governo parliamo ancora della provincia di Belluno, siamo in diretta. Sono qua apposta. Sì, Ministro Salvini, siamo in diretta. Volevamo sapere, lei ci ripeta pure quello che ha detto poco fa, cioè che bisogna stare vicino alla provincia di Belluno, a questo territorio, anche economicamente soprattutto. Sì, sicuramente sono ben contenta di aver cambiato il mio programma, di aver evitato qualche celebrazione, perché è la realtà quella che un ministro ha il dovere di seguire. Siamo stati nelle valli, siamo stati a Rocca di Pietro, siamo stati a Stefano di Cadore, abbiamo sorvolato, abbiamo ascoltato sindaci, quindi al di là della vicinanza e del ringraziamento
per vigili del fuoco, protezione civile, esercito, volontari da tutta Italia, è il mio dovere portare a nome del governo anche in dote dei soldi, perché i sindaci mi dicono che la montagna non si può e non si deve svuotare, quindi per il momento posso dire che almeno 200-250 milioni di euro nell'immediato per tutte le zone colpite in questi giorni da calamità, e quindi dal Veneto alla Sicilia, dal Lazio alla Liguria, sono già stati trovati. Poi ovviamente faremo un Consiglio dei Ministri già questa settimana per ulteriori interventi, però devo dire che c'è gente che non sta aspettando niente nessuno, sta scavando, sta sistemando, sta ripulendo da 3 o 4 giorni, e quindi sono contento che col Presidente del Consiglio ci siamo divisi, ahimè, i compiti cambiando le domeniche, quindi io sono qua a Belluno, lui in questo momento è a Palermo, io nel pomeriggio sarò vicino a Latina, e quindi cerchiamo di unire il paese, però di portare anche risultati concreti, aiuti concreti al di là della solidarietà umana, però uno della solidarietà umana ovviamente non è che si faccia molto. Grazie. Scusi, non trova che ci sia una contraddizione tra la vostra volontà di chiedere fondi europei e la vostra volontà di non rispettare i vincoli europei? No, noi all'Europa come Italia diamo almeno 5 miliardi in più rispetto a quello che ci torna indietro tutti gli anni, quindi se in caso di calamità chiediamo quello che è diritto chiedere mi sembra il minimo. Che poi non si stia rispettando qualche vincolo europeo è tutto da dimostrare, perché la stessa Unione Europea, la stessa Commissione Europea che ha applaudito tutte le ultime manovre degli ultimi anni, cioè Bruxelles era felice delle manovre di Monti, Letta, Renzi e Gentiloni, che hanno portato indietro l'Italia e hanno aumentato il debito pubblico di 300 miliardi di euro. Quindi non capisco come uno applaudisse delle manovre che hanno fatto male all'Italia e all'unica manovra di un governo nuovo che vuole fare il contrario mandino letterine, letterone e letteracce. Però forse non era il caso di mettere più soldi su questo problema, la ricostruzione, l'Italia che crolla. Ci sono 15 miliardi di euro sugli investimenti. Ci sono 15. Chi ha letto la manovra? Perché molti di quelli che contestano la manovra sono convinti che la manovra non l'abbiano neanche letta a Bruxelles. Ci sono 15 miliardi di euro di investimenti. Si può fare di più? Sicuramente. Però diciamo che fra legge Fornero, reddito al lavoro, taglio delle tasse delle partite IVA, investimenti, è una manovra che non si vedeva negli ultimi anni. Io nel mio piccolo da Ministro dell'Interno 10.000 assunzioni straordinarie per le forze dell'ordine l'anno prossimo, sono orgoglioso di portarle in dote agli italiani. L'anno prossimo faremo ancora di più, per carità di Dio. Ministro Fabianiello, non è la manovra, non abbiamo visto però il taglio delle accise. Certo. Lei non l'ha visto perché non c'è. Ma lei aveva fatto ci siamo limitati, sì, ci siamo limitati purtroppo per il momento a bloccare gli aumenti già previsti da chi c'era prima. Ma lei ha detto al primo Consiglio dei Ministri eliminiamo le accise. Perfetto, con un governo che ce l'aveva nel programma di centrodestra. Non c'è un governo di centrodestra. Quindi è la colpa degli altri. No, mi prendo io le responsabilità di mantenere nell'arco dei 5 anni quello promesso. Lei si immagini, mi scusi, se lei fa una domanda, la mia mamma mi ha insegnato, prego. La mia mamma mi ha insegnato, se fai una domanda poi accetti la risposta. Ok, perfetto. Io volevo fare la controdomanda. E se vuoi fare solo domande, allora io sorrido e ti sto dicendo che mi ricordo benissimo di aver promesso che con un governo di centrodestra quello sarebbe stata realtà subito. C'è un governo di cui vado orgoglioso, perché in 5 mesi penso che abbiamo fatto tante cose che altri non hanno fatto in 5 anni. Ma non ha rispettato la promessa però. Lei aveva detto al primo Consiglio dei Ministri, poi ha rinviato in estate, poi ha rinviato la manovra di bilancio. Se vuoi aver ragione, mi fai parlare, allora, visto che vuoi aver ragione, a prescindere. Rispettiamo questa promessa. Facciamo. Rispettiamo la promessa. Allora, per rispetto della gente che sta soffrendo qua e dei tuoi colleghi, se fai una domanda e accetti la risposta mi va bene. Se vuoi fare il teatrino, fai il teatrino. No, vuoi sapere solo quando rispettava questa promessa, solo questo. Sulla prescrizione, se arriverà un punto comune. La riforma della giustizia c'è nel programma del governo, non si fa a colpi di emendamento in commissione. Dunque è d'accordo con la Bongiorno che dice con la bomba? Io sono d'accordo che la giustizia vada riformata, non vorrei dei processi che non finiscono mai. Io con corrotti e corruttori andrei giù col martello pneumatico e nella lotta antimafia questo abbiamo già cominciato a fare. Valutiamo bene il fatto che i processi non vadano avanti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni perché processi troppo lunghi sono indegni di un paese civile. Quello che c'è nel contratto di governo faremo, nel contratto di governo si fa la riforma della giustizia, la riforma della prescrizione, lo faremo. Ha parlato di lotta alla mafia, Gratteri però ha detto che nei suoi discorsi lei non parla mai di lotta alle mafie. Io faccio, se volete ne parlo, io preferisco fare. Sarò a Palermo
fra pochi giorni a riconsegnare 3 ville confiscate alla mafia. Una di queste ville diventerà un centro per bambini autistici. Ho visitato un'azienda agricola sterminata nel Senese che è stata restituita alla collettività. Stiamo per radere al suolo una villa confiscata ai Casamonica in una periferia romana, quindi poi, se volete ne parlo tutti i giorni, io preferisco farlo. Una parola per la carne, Ministro, la carne avvicina al disastro, la cosa che le ha fatto più impressione qual è stata? Ma le posso dire di aver parlato con donne e uomini che avevano perso tanto se non tutto, che sorridevano, mi stringevano la mano, non mi chiedevano niente, mi dicevano però non dimenticatevi. Quindi ho visto un'estrema dignità, maniche sollevate, volontari da Campobasso a Lucca a Milano, e quindi nel dramma, perché se lo sarebbero e me lo sarei risparmiato, però è il bello dell'Italia. Quindi nessuno che aspetta niente, ovviamente come governo non è che se non mi chiedono niente non faccio niente, so benissimo che servono soldi, perché ci sono intere zone di montagna che senza un'economia rischiano di svuotarsi, quindi torneremo con fatti concreti. Arriverà lo stato di emergenza? Mi sembra evidente qua e non solo qua, purtroppo. Per la carne, Ministro, una parola che no, parole sì, parole però ci sono anche per Trento, per Bolzano, e vediamo di tirare fuori i soldi al di là delle parole. Grazie. Grazie a voi. Facciamo ora una battuta con il governatore Zaia. A parte che ci sono... Aspetti un momento di qua. Aspetta, parli così. Sì. Governatore. Allora, governatore, c'è una stima più precisa dei danni oggi? Guardi, io le posso dire astronomicamente oggi siamo dell'idea che 1 miliardo di euro ci sia tutto. Stiamo parlando di 100.000 ettari di bosco rasi al suolo, stiamo parlando di 160.000 famiglie che hanno perso la fornitura di energia elettrica, acquedotti che non ci sono più, e frane tantissime, 100 km di strade provinciali, comunali e regionali scomparsi e molto altro ancora, quindi i danni ce ne sono molti. Un piano per la montagna? Un piano Marshall per la montagna, iniziamo a ricostruire dalle ceneri, come dicevano gli antichi romani, facciamo un bel progetto, è un progetto che ci permette anche di rilanciarla questa montagna, sarà un rinascimento per la nostra montagna e le cose non accadono a caso, avremo i mondiali di sci del 2021, ci batteremo ancora di più per avere le Olimpiadi del 2026 perché saranno anche loro l'ulteriore volano per farla rilanciare questa montagna. Rilanciamo anche le linee elettriche, Presidente? Allora, con l'Enel. Noi ci siamo, abbiamo un buon rapporto con Enel e Terna, stiamo parlando di interramenti ove è possibile, perché giustamente i tecnici ci dicono guardate che non si può intervenire o peggio ancora interrare dove comunque è zona di frana, sapendo che inevitabilmente poi la condotta se ne va via. Ora la scusa degli alberi però attorno alle linee non c'è più, quindi bisogna intervenire in una maniera più decisa. Ma sì, soprattutto guardate, assieme al Ministro Salvini abbiamo visto i tralicci piegati e accartocciati come fossero di carta, quindi la forza del vento è stata estrema. Oggi dobbiamo pensare che dobbiamo rifare l'immagine di tutta questa montagna veneta. Cambio di piano per quanto riguarda i fondi di confine, accadrà qualche cosa? Per esempio nella Gordino c'era una ciclabile ma non esiste più. Ma guardi, in generale dico che i fondi di confine verranno dedicati a mio avviso ancora di più a chi ha avuto grane, a chi ha avuto vittima di questa catastrofe, poi il resto se ne parlerà. Stagione sciistica? La stagione sciistica ragazzi, siamo aperti, non voglio vedere in giro che qualcuno dica che non siamo aperti. Pronti? Noi siamo pronti, Pronto di sempre, facciamo la prima sciata con il Ministro. Io sono scarso ma vengo lo stesso. Siamo in due. No, ecco, un appello che faccio ai cittadini che passi per scusate, un appello che faccio ai cittadini di programmare assolutamente le giornate sulle piste da sci perché le piste ci sono. Stiamo parlando della Marmolada, stiamo parlando di Margaciapella, del comprensorio del Civetta, di tutti i comprensori e il Comelico con Padula e le altre località. Grazie. Allora torniamo in diretta, dunque così come abbiamo fatto per l'intero pomeriggio, non so, ok, non erano immagini pronte. Allora, solo per dirvi, ci chiedono anche del lago di Barcissi, noi non riusciamo ad avere novità dal vicino Friuli Venezia Giulia in questo momento, abbiamo sentito più volte nelle giornate
L'assessore, in queste giornate l'assessore alla protezione civile, quindi il Bottacin Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che è anche vice presidente della Giunta, al fianco di Massimiliano Fedriga. Vedremo se avremo novità nei prossimi minuti. Eccole qua, queste però sono le immagini appena giunte del drone dei vigili del fuoco, e davvero anche queste sono immagini che ci rendono chiaro più di tutto di quel che è accaduto in zone come il Bellunese e non solo. Vi ricordo ancora, e ce lo inviano nuovamente i nostri telespettatori, ringrazio Mary, gli operatori su strada stanno lavorando, lo aveva detto questa mattina Veneto Strada, per ripristinare la viabilità, ma teniamo pure, Tony ti chiedo le immagini del drone dei vigili del fuoco, ci segnalano su molti tratti, dice Veneto Strada, ci sono i turisti del selfie delle disgrazie, oltre a essere attività di cattivo gusto, alcuni intralciano i lavori, sarebbe meglio evitare. Abbiamo ricordato pochi istanti fa con l'assessore Bottacin quali siano le strade praticabili, come ci avevate chiesto, siamo riusciti in qualche maniera a dare risposta immediata, anche se appunto ora stanno lavorando e devono lavorare, quindi magari evitate di recarvi in quelle aree, e però fino a Longarone, Agordo insomma si circola, a Longarone potete andare a visitare Arredamonte, questo è importante. Avete ascoltato da Zaia il nuovo orizzonte, quello delle Olimpiadi 2026 per rilanciare il territorio sarebbe fondamentale, ci sono, guardate il gazzettino.it che apertura sceglie, cioè le parole usate da Zaia e Salvini, sci a rischio, abbattuti i tralicci che alimentano gli impianti di risalita, ma questo non lo vuole sentire dire Zaia, perché saremo pronti, siamo pronti, stiamo lavorando sin da subito, ha detto. In sopralluogo con Zaia il vice premier, Salvini, distrutti 100.000 ettari di abeti, e poi Salvini ha detto l'autonomia entro l'autunno, così ad avere la prima approvazione a partire subito anche per la gestione locale dei fondi. Sono qui per costruire e ricostruire, non commento l'inerzia di chi c'era prima, forse troppi anni di incurie e di malinteso ambientalismo da salotto, è quello che dice il vice premier. 250 milioni già disponibili per tutte le calamità, però cui ora dobbiamo aggiungere, come detto, la Sicilia con la zona del Palermitano, ha visto molte persone al lavoro, tutti al lavoro, con le maniche tirate su, l'abbiamo mostrato molto chiaramente dai nostri reportage, quelli di Tiziana, quelli di Lucio, oggi Daniela con lei. La miglior risposta è questa ovviamente, e nessuna letterina dell'Unione Europea ci fermerà. Interrare o meno le linee elettriche, ne abbiamo discusso anche noi in questi giorni, ma insomma è complicato da stabilire, dipende dalle zone, compreso il fatto che anche l'acquedotto di Roccapietore è stato cancellato da una frana, e quindi immaginerete che interrare, come chiedeva il sindaco Massaro, il sindaco di Belluno, con noi in diretta nelle scorse ore, è difficile. Guardate, sono ancora queste le immagini appena giunte in redazione. Altro tema è quello dell'adozione di un abete, come diceva l'onorevole Federico D'Inca, che ovviamente in questi giorni ha scelto di restare vicino ai suoi territori, non certo di andare a Roma, e onorevole di Belluno. E poi anche gli 80 milioni che sono già pronti per le aree di confine, magari destinarli da subito ai territori colpiti. Mi date qualche segnale, perché possiamo cominciare a rivedere, no, i servizi, in attesa che anche l'ultimo sia pronto, credo io. Fatemi capire. Altro dato molto importante, stanno rientrando le colonne dei volontari arrivati di protezione civile dalle altre regioni, e su questo vi riportiamo le parole dell'assessore Bottacin di oggi, e sono tantissimi che hanno contattato per esempio anche Antena 3
via Facebook perché da noi volevano un'informazione. Sapete ci sono i punti di raccolta di generi alimentari, servono sì, a Valdobbiadene, nelle Pieve di Soligo, ma insomma organizzatevi guardando quello che oggi abbiamo mostrato durante la nostra diretta. Ma chi vuole andare a lavorare, ecco, raggiungere quelle zone, deve contattare il Comitato di Coordinamento del Soccorso, che è quella struttura che vi abbiamo mostrato per giorni, quel collegamento dall'aeroporto di Belluno. Lì c'è il CCS e appunto da lì potete mettervi sul campo, però devono essere loro a coordinare le attività. Allora c'è la pubblicità, cosa devo fare? Mi dite? Un attimo di pazienza, allora aspettiamo ancora, quindi questo è quel che vi abbiamo detto, abbiamo riascoltato, oggi non l'avevamo ricordato ma ha fatto molto bene Zai a dirlo, come anche i frati d'Assisi hanno mandato un messaggio alla nostra regione, ma soprattutto Mattarella che ha telefonato al governatore Luca Zaia dicendo che è informato minuto dopo minuto sugli aggiornamenti che riguardano la nostra regione. Zaia ha chiesto un piano Marshall proprio per ripartire, far partire da zero, perché a quota zero ci troviamo, anche se discutiamo di un territorio di altura per quel che è accaduto. Ripartiamo dalle ceneri e spera anche che le comunità montane e residenti non facciano le valigie, e questo ce lo auguriamo anche noi. L'abbiamo chiesto proprio poco fa a un residente di quell'area, ha detto no, anzi siamo diventati più comunità, ci siamo stretti e da qui dobbiamo partire, non è il nostro motto quello di andarcene da questi territori. Avete ascoltato le parole del sindaco di Roccapietore, ecco, quello deciso ormai soprannominato come l'eroe di questo, un angelo della montagna in queste giornate, così come i tanti amministratori che abbiamo cercato di disturbare e sentire in queste giornate per informarvi insieme a loro della realtà dei fatti. Bene, c'è il conto corrente. Resterà in onda ancora per tutto il pomeriggio e la serata, rivedremo insieme i tanti servizi e le informazioni che oggi abbiamo scoperto insieme. 250 milioni di euro che il governo vuole mettere in campo per tutte le aree colpite, 150 milioni pronti subito, ci ha detto poi poco fa il sottosegretario Vanni Agava. C'è anche il numero di SMS, fatelo, scrivete, ha raggiunto migliaia di condivisioni il video che abbiamo diffuso questa notte dal profilo di Antena 3 sul come fare la donazione. Noi ci eravamo puntati la sveglia, come aveva detto Luca Zaia, ma nessuno di noi ha dormito in queste serate di queste giornate di piena attivazione. Poi spera il governatore Zaia che si possa ripartire come questi soldi, vedendo quali sono le zone più colpite, quindi inevitabilmente il nostro nord-est, e da dove arrivano gli SMS, ma questo è un secondo capitolo. Ci fermiamo qualche istante, ma la nostra cronaca continua.